Euroregione News. Bertiolo, 70ª festa del vino friulano. I principali enologi e sommelier si sono trovati nella Sala San Giacomo di Pozzecco di Bertiolo per assaggiare tutti i vini in bottiglie coperte e codificate per la selezione di quelli che saranno ammessi alla degustazione durante la festa regionale del vino di Bertiolo e soprattutto hanno stabilito quali premiare nelle diverse categorie. Le premiazioni avverranno durante l'inaugurazione della 70ª festa regionale del vino a Bertiolo sabato 16 marzo, ma da lì in poi sarà festa fino a domenica 31, il principale evento enologico in regione grazie all'impegno di Marino Zanchetta della Proloco e l'amministrazione comunale con il sindaco Eleonora Viscardis. Serata di degustazione che dà il via, praticamente l'inizio alla 70ª mostra concorso Bertiolo al Friuli. La nostra manifestazione chiaramente è nata 70 anni fa e al di là di tutto però diciamo che è nata come una manifestazione paesana per riscoprire e portare avanti le tradizioni. Diciamo 36 anni fa è nato questo concorso, mostra concorso che praticamente raggruppa tutti i vini della regione Friuli Venezia Giulia. Questa serata dà l'inizio appunto a tutta questa manifestazione. Quest'anno abbiamo presente 83 aziende che spaziano da provincia di Pordenone, dall'estremo ovest, quindi da Sacile fino a Muggia, confine con la Slovenia, quindi copriamo veramente tutta la regione. Oltre 313 campioni di vino. Chiaramente le degustazioni, come giusto che sia, vengono fatte alla cieca, quindi gli enologi e i sommelier degustano giustamente senza conoscere chi è il produttore del vino. Quindi le bottiglie sono anonimate, hanno la loro scheda di valutazione e pertanto alla fine verranno decretati chiaramente i vari vincitori di categoria. Ci sono 20 commissioni formate da 3-4 sommelier e enologi competenti in materia che degustano il vino. 100 persone a cui è affidato il compito di valutare il lavoro svolto nella campagna del Friuli Venezia Giulia praticamente, quindi il lavoro molto serio. Tutto questo ci è permesso grazie all'aiuto di tutti i volontari che ci stanno dando una mano in questo momento, perché è importante anche il loro lavoro, ragazzi giovani che ci dedicano parte del loro tempo libero. E un ringraziamento chiaramente va anche all'amministrazione comunale e all'associazione Ascianologi che ci permette, ci coadiuva, ci coordina in tutto questo. Siamo infatti alle degustazioni per la mostra concorso per la 70ª festa del vino che inizierà sabato 16 a Bertiolo. Naturalmente è la prima festa in regione, la prima festa del vino, e si aprirà quest'anno il 16 di marzo, sabato alle ore 18, un appuntamento molto atteso sicuramente nella nostra comunità, ma è molto atteso a livello regionale. Alle 18 presso l'Enoteca ci sarà l'apertura con chiaramente la presenza dell'autorità, la presenza di tutti i produttori, perché Festa del Vino è una festa sicuramente paesana, si inserisce nel mondo delle sagre, però è una festa anche che ha il suo principale protagonista, che è naturalmente il vino e i produttori di vino. E infatti in quel contesto ci saranno tutti i produttori che hanno concorso alla mostra concorso. Come diceva il presidente della Proloco, che è praticamente la Proloco è l'artefice di tutta l'organizzazione e che tiene la regia di tutta la manifestazione, che coordina tutte le associazioni che vi partecipano e tutti i volontari. E in quel contesto nell'Enoteca appunto ci sarà l'apertura alla presenza di tutti i produttori. Come diceva, riprendo il filo, come diceva, quest'anno oltre 80 produttori hanno portato il loro vino a questo concorso, un concorso che di anno in anno diventa sempre più importante, sempre più rinomato e dà garanzia di qualità a tutta la festa, perché il vino che si beve a Bertiolo durante la festa del vino è un vino a cui è richiesta, proprio i chioschi che lo somministrano, è richiesto un livello minimo proprio del punteggio che viene attribuito in questo concorso, e perciò il vino che si beve a Bertiolo è vino di qualità.
La festa del vino è vino, è produttori di vino, ma è anche tante altre cose. Ha una valenza anche culturale perché ci sono tante manifestazioni musicali, manifestazioni teatrali e mostre. Infatti da Bertiolo ormai da tanti anni c'è sempre l'abbinamento festa con delle mostre artistiche. Quest'anno una mostra, che è la principale, quella che si tiene presso le sale dell'associazione in via Trieste, presso l'edificio delle ex scuole elementari, è una mostra di scultura di Piccini, della famiglia Piccini, che ha messo a disposizione le opere dell'artista, e ci saranno i bozzetti e tutta la parte grafica che precede proprio la realizzazione delle sculture e le sculture stesse, e perciò invito tutti a visitarla. E l'apertura della mostra avverrà a seguire all'apertura della festa del vino, perciò se ci troviamo alle 6 presso l'Enoteca, verso le 7 saremo presso la sala delle associazioni per l'inaugurazione della mostra di Piccini. C'è questo, ma tanta musica, dicevamo, musica anche rivolta ai giovani, perché è una festa che attira anche tanti giovani. Ci sono i complessi, ci sono i DJ. Vi aspettiamo tutti a Bertiolo, grandi, piccoli, piccini, anziani, ce n'è per tutti, dal 16 marzo con l'inaugurazione e al 31, i 3 weekend di marzo, ci sarà, oltre a tutto quanto è stato già enumerato, anche un Luna Park ricco, perciò attrazione per i bambini assicurata, oltre a tanti intrattenimenti e giochi anche per loro, perciò dedicato alle famiglie, ma dedicato ai giovani con la musica, dedicato alle persone che amano la cultura, che amano le mostre, che amano, e a tutti coloro che penso siano tutti che amano il buon vino e il buon mangiare. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.